Buongiorno a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere il gambetto più forte, infame, infido, bastardo, chiamatelo come volete, ma è veramente micidiale. Ovviamente il vostro avversario dovrà essere un po' ingenuotto, un po' come tutti e tutte le trappole, però vi dico che secondo me qualcuno ci cascherà e lo dovete assolutamente provare. Chiedo scusa in anticipo se sentirete rumori o un audio non perfetto, ma c'è dietro un ventilatore, fa caldissimo, siamo in agosto, anche se quest'anno devo dire che ci ha graziato il tempo perché siamo stati bene fino adesso, almeno qui in Lombardia. Allora ragazzi, andiamo a vedere quali sono le mosse. Noi siamo i bianchi e il gambetto, ovvero questa trappola in apertura, si attua dopo di 4, di 5 e 4. Fin qui sembra uno dei tanti gambetti dove si sviluppano velocemente i pezzi. Il nero gioca a cavallo F6, giustamente è una mossa a cavallo F6 che sicuramente andrà fatta, facciamola adesso così momentaneamente ci teniamo il pedone di vantaggio. Il bianco gioca F3, il nero accetta anche questo gambetto e ora uno normalmente si immaginerebbe un cavallo in F3, ma la vera sorpresa è donna F3. Donna F3, perché donna F3? Adesso lo scopriamo. Donna F3, la donna da D1 ha un compito molto importante, quello di difendere il pedone in D4 e con donna F3 il pedone in D4 non è più difeso e chiaramente questa è una trappola, invoglia il nero a venire con la sua regina a catturare su D4. Lo farà il nero? D'altronde se non lo fa questo pedone è veramente infame, su cavallo C6 insomma, non lo so, qui il nero probabilmente vorrebbe spingere, cercare di liberarsi, dà veramente fastidio quel pedone e dunque prendiamo in esame il caso di donna per D4 e qui siamo entrati all'interno della trappola, qui ve la dovete giocare bene, adesso andremo a vedere anche le varie possibilità e le varie continuazioni da parte del vostro avversario e vediamo come va. A questo punto lo scopo dei gambetti è quello di andare in vantaggio di sviluppo, quindi adesso abbiamo perso 14.000 pedoni, però adesso cerchiamo di dare un senso a tutto ciò e allora è il momento di minacciare la sua donna guadagnando un tempo e allo stesso tempo avendo sviluppato un pezzo. Chiaramente lo scopo del bianco ora è di arroccare lungo perché la donna non c'è più, il cavallo dell'ala di donna non c'è più, l'alfiere dell'ala di donna non c'è più, tutto lo spazio è libero tra il re e la torre e ora si arroccherà lungo. Ora diciamo che la donna ora può andare in due posti essenzialmente, uno è donna B4 e l'altro è tornare a casa. Nel caso in cui il nero torna a casa, qui semplicemente c'è torre D1, grandissimo vantaggio, poiché dopo cavallo B in D7 il nero si è auto inchiodato, auto tutto compresso e la posizione del bianco onestamente mi piace. Devo dire che purtroppo questa donna in F3 non permette lo sviluppo del cavallo in F3, ma il cavallo potrà tornare in gioco in diversi modi. Adesso dobbiamo solo trovare il modo di attaccare, però qui lascio spazio alla tua fantasia. Supponiamo invece che il nero giochi in maniera un pochettino più attiva giocando donna B4. Lo scopo di donna B4 è quello di andare a minacciare il punto in B2 che attualmente è indifeso. In più, se dovessi mai spingere questo pedone, cade il cavallo. E se cade il cavallo ti becchi anche il doppio su re e torre ed è un grave problema. Motivo per cui qui bisogna giocare sempre attivamente, si potrebbe pensare a un torre B1, ma non è una gran mossa attiva. Perché no? Fare quello che avevamo in mente da prima. Arrocco lungo. Oh! Guarda quanti pezzi abbiamo sviluppati, la donna, l'alfiere, il cavallo, abbiamo già arroccato, chi se ne frega, abbiamo perso i pedoni centrali, chi se ne frega, il nostro avversario continua a muovere la donna in giro per la scacchiera, c'ha un solo pezzo sviluppato, è facile capire, se hai un po' di esperienza in questo gioco è facile capire come andrà a finire. Ok, ora tocca al nero che vede una tattica, dice, qui c'ho il cavallo, qui c'è un alfiere, metto l'alfiere su G4 e creo una bella infilata, un attacco su donna, la donna si deve togliere, mi prendo la torre, guadagno la qualità. Qui il nero ovviamente non ha paura di togliere l'alfiere da qui, è vero che l'alfiere controlla il punto B7, ma è anche vero che c'è la donna nera che controlla il punto B7, quindi non è una mossa azzardata questo del nero, onestamente ci sta.
Attenzione, ora devi ricordarti esattamente come si gioca. E si gioca cavallo in B5. Questo cavallo è micidiale. Attacca su C7 con idea di attacco doppio su re e torre, ma ovviamente l'idea principale è quella di scacco matto. Questo cavallo toglie, chiude il controllo della donna sul punto B7, di conseguenza questo punto B7 ora è anche attaccabile dalla nostra donna, quindi questo cavallo ha una funzione importantissima. Ovviamente questo cavallo non è attaccabile poiché è difeso dall'alfiere. A questo punto vediamo varie possibilità. Supponiamo che il nero ci catturi la donna, noi abbiamo fatto un sacrificio di donna per dare scacco matto e scacco. Il re purtroppo non può venire a sinistra perché sulla colonna D c'è la nostra torre fantastica dell'arrocco, che è vero che questa torre è minacciata, però in quel preciso momento funge da bloccatore e in questo caso è scacco matto. Vediamo la possibilità in cui allora il nero decide di aprirsi una via di fuga, non so, E5, così in caso di cavallo per C7 il re può scappare in E7. Sembra che sia tutto ok. Attenzione a quel punto B7, ti ricordi quel famoso punto B7? Dici, ma al punto B7 Christian è controllato dalla donna del nero, che caspita mi stai dicendo? Qui c'è un altro tema tattico che è quello dell'allontanamento dei difensori o della deviazione essenzialmente. Noi vogliamo andare a dare scacco su C5, ma la casa C5 è difesa dalla donna, dunque deviazione donna B7 minacciando torre, per miliardi di cose, la sua stessa donna stiamo minacciando. Se la donna accetta parte lo scacco matto, alfiere C5 scacco matto. In giallo evidenziate le case che il cavallo controlla e in rosso la diagonale dell'alfiere e ovviamente in verticale la colonna della torre, scacco matto. Eccezionale anche questa. Torniamo un passo indietro, vediamo allora il caso in cui abbiamo esaminato, aspetta che tolgo un po' di colori, se no qui è la fine del mondo. Abbiamo esaminato il caso in cui lui ci cattura subito, abbiamo esaminato il caso in cui lui gioca E5, esaminiamo un altro caso che ti può assolutamente capitare, che è il caso in cui gioca cavallo in A7 con l'idea di controllare il punto C7. Sembra tutto ok, peccato che, come dicevamo, questo cavallo ostruisce alla donna nera il controllo della casa B7, adesso si può catturare qui. Attenzione, in realtà questo è un attacco doppio su torre e cavallo. Se il nero decide di attaccare la nostra donna su B7, qui non prendiamo il cavallo, ma prendiamo la torre, ancora un altro sacrificio, perché con lo stesso tema, allontanamento dei difensori. Il cavallo ha il ruolo di mantenere il controllo sul punto C7, a seguito di questo il cavallo viene deviato e ora cavallo C7, scacco matto, fantastica. Allora abbiamo capito che la torre forse non può andare in B8, deve andare in C8, ma su C8 c'è ancora una novità. Ora la torre è difesa dall'alfiere, l'ho evidenziato con la freccia in verde, in giallo c'è il punto che controlla e ora semplicemente ci catturiamo il cavallo, stiamo molto bene. E in caso di alfiere per D1, qui c'è una continuazione che dà il matto. Ovviamente l'alfiere non controlla più la propria torre e qui buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti i suonatori. Ok, questo era il trucco, spero che ti sia piaciuto, è molto ci sono un sacco di varianti e tutte queste varianti portano poi il bianco ad una buona continuazione. Sicuramente avrai un effetto sorpresa sul tuo avversario, dato che non è troppo conosciuto come trucco, quindi utilizzalo e poi fammi sapere con un commento qui sotto come ti sei trovato. Io spero che ti troverai bene. Se vuoi approfondire le tue conoscenze ti consiglio sempre di venire a farti un salto sull'Accademia di Scacchi. Gli studenti che frequentano l'Accademia sono molto contenti perché hanno il tutor che li segue, che commenta le loro partite, che gli dice dove ha sbagliato, perché ha sbagliato. Ci sono centinaia di lezioni da seguire, ci sono gli incontri del giovedì sera dove stiamo insieme, commentiamo partite, cerchiamo di capire i vari punti di vista, le visioni di gioco e si impara veramente veramente tanto. Quindi niente, ti aspetto nell'Accademia e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!
E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!